Allora, rieccoci insieme. Questi ragazzini che delinquono, che commettono dei reati anche gravi, diceva anche l'avvocato, non hanno la piena consapevolezza di quello che stanno facendo, e le famiglie a questo punto hanno una responsabilità molto importante, più che non le istituzioni in sé per sé che possono fin dove possono. Allora, le famiglie, chi sono a questo punto? Ma chi sono anche le famiglie? Allora, possiamo dire purtroppo che non possiamo focalizzarci su un target preciso, nel senso che abbiamo sia la famiglia benestante che la famiglia che ha genitori che magari sono disoccupati in questo momento. Sono ragazzi che sono sicuramente durante la pandemia, come accennava anche il vicepresidente Di Michele, stati compressi, non potevano uscire, si sentivano magari via social, hanno creato questi gruppi, queste aggregazioni via social. Ma sono arrabbiati? Sono molto arrabbiati col mondo adulto e con tutta la società che non riesce, a loro avviso, a dare quello che loro si aspetterebbero. Poi c'è il problema social e il problema smartphone e anche videogiochi, perché nel tempo questi sono stati abituati, perché è generazione X nata con lo smartphone, a interfacciarsi con un monitor, per cui non possono avere l'empatia per la persona, perché è sempre stato tutto molto filtrato dal monitor, dal display del telefono, per cui le emozioni che sentono le persone al di là loro non le percepiscono neanche come reali, e cercavano, presumo durante la pandemia, di trovare amici, parlare con qualcuno, colmare la solitudine interiore, o trovando queste amicizie, perché sui social c'era di tutto di più e molta rabbia e si sono coalizzati, oltre al fatto che mettevano in atto, e sono aumentati, dei comportamenti magari autolesivi, perché è aumentato anche l'autolesionismo, e sono aumentati disturbi alimentari, aspetti depressivi e tant'altro. Mi viene da dire dove sono state le famiglie. Infatti, però visto che erano lì in casa. Alcuni erano in casa, altri dovevano lavorare molto di più, altri erano diventati senza orari e senza nessuno che potesse monitorare i ragazzi o i bambini. E dobbiamo tenere anche conto di questo. C'è chi ha perso il lavoro, che ha rimandato la frustrazione all'interno della famiglia, per cui i ragazzi, non percependo più la sicurezza all'interno della famiglia, la stanno cercando a livello anche economico all'interno di questi gruppi, perché alcuni la spiegano in questo modo, come ci sono invece famiglie in cui i ragazzi apparentemente sono ben vestiti, ben nutriti, ottima istruzione, ottime scuole, mezzi di locomozione fantastici, che però si aggregano a questi gruppi soltanto per emergere, perché hanno bisogno di un ruolo a livello sociale, perché questo è l'altro problema. Magari a livello sociale non si sentono riconosciuti dai coetanei, mentre se cominciano a far parte di un gruppo barra gang, oppure postano determinate situazioni, pestaggi, rapine, canzoni trap, che è altro problema, e portano avanti in modo proprio tranquillo certi disvalori della società, cioè noi adulti rimaniamo fermi attoniti, questi vivono invece in questo universo dove c'è il trapper che si permette di andare sul veicolo della polizia e urinarci sopra, dove c'è quell'altro che è in carcere e fa un video musicale e lo manda in rete. Per cui addirittura ad alcuni sembra che noi siamo i vecchi boomer che non capiscono niente, ma stanno soltanto brontolando su quello che è normale, perché stanno appropriandosi di zone della propria città, e succede così più o meno dappertutto. Poi il problema è che queste zone loro credono poi che diventino loro, perché è soltanto l'accesso a una criminalità e non alla baby gang o alla microcriminalità, dove il valore della persona non esiste, sei un numero all'interno di un gruppo per far emergere il gruppo barra branco, come dicevamo prima. Per cui sono questi il valore dello studio, il valore della scuola, il valore del faticare per raggiungere un obiettivo. È qualcosa che li fa dubitare, non ci credono quasi più.
Ma perché non è neanche mai stato insegnato. C'è stata la pandemia che ha bloccato addirittura la formazione. Infatti voglio chiedere, Vicepresidente, alla luce di quanto hanno raccontato le nostre esperte, tanto la dottoressa Guadagnini quanto l'avvocato Gini, ne emerge da un lato un vuoto, cioè queste persone, questi ragazzini hanno un vuoto pazzesco, perché veramente secondo me vuoto pneumatico oserei dire. Dall'altro immagino che le istituzioni, per quel che riguarda a livello sanzionatorio, che ci spiegava l'avvocato, arrivano fino a un certo punto, perché poi lo sappiamo benissimo, per quel che riguarda la fase rieducativa della pena, insomma c'è tutto un processo un po' complesso nei fatti, ne abbiamo parlato anche in più circostanze. Ma se questi ragazzini vivono in mondi paralleli e mancano di empatia, mancano di confronto con la realtà perché non riconoscono il mondo dei boomers, quindi men che meno quello delle istituzioni posso immaginare, ma proprio men che meno. Voi per cosa cercate di fare, per chi? Perché le famiglie negano l'evidenza, ne parlavamo prima con la dottoressa fuori onda, ma succede questo, anche gli insegnanti dicono, parli con dei genitori che negano che i propri figli possano aver fatto certe cose. Il cittadino dice, ma vi parlate addosso, perché questi giovani manco gli vengono turbati da quanto possono fare le istituzioni, e quindi che altra azione potreste intraprendere? Lei cosa ne pensa da questo punto di vista? Io credo che sia anche un problema generazionale, nel senso, io mi ricordo, l'ho detto anche nell'ultimo convegno con la polizia locale, io penso anche voi tutti in studio venite da una generazione in cui appunto si dialogava di più, a volte anche se si era di buoni di famiglia, ma spesso si lavorava anche nel periodo estivo per cercare appunto di creare e portarsi qualche soldino in più magari per pagarsi gli studi o il motorino. Era una forma educativa che veniva appunto trasferita dai genitori. Spesso io mi trovo invece in casi dove appunto i genitori, invece di invogliare il ragazzo a intraprendere magari un'attività per imparare, vogliono già il lavoro della loro vita oppure delle loro aspettative. E così spesso non è. E quindi perché io continuo a rimarcare l'aspetto educativo dei genitori? Perché è lì che nasce soprattutto la partenza, perché se un figlio vede una famiglia dove i genitori si svegliano alla mattina presto, lavorano, fanno tanti sacrifici, è chiaro che quello che gli viene inculcato sono questi valori, questi principi. È vero, la tecnologia è stata importante ed è importante, il progresso non possiamo bloccarlo. Noi abbiamo quasi il 67% dei casi di ragazzini che sono dotati di smart, ma se noi non spieghiamo come genitori questi ragazzi le modalità e l'utilizzo corretto, poi vediamo le situazioni che possono anche degenerare, possono portare, come è stato detto nello studio, anche ai famosi casi di cyberbullismo. E soprattutto togliamo quel principio di dialogo, di aspetto visivo anche importante, che viene appunto deturpato dall'utilizzo quasi giornaliero di questi telefonini. A quanti di voi è capitato andare a mangiare fuori con dei ragazzini che magari passano tutta l'ora del pranzo, della cena a giocare su questi videogiochi e non fare una parola? Certo, non hanno interazione, no, questo è fondamentale. Quindi agire sulle famiglie, cercate di agire qualcosa sulle famiglie e sugli adulti. E poi è importante quello che si sta facendo a Verona, soprattutto col nuovo questore, che ha capito che è fondamentale coinvolgere i genitori negli incontri, far capire loro quelle che sono le mancanze che poi sfociano chiaramente aspetti diseducativi o comunque di non comprensione, di non vicinanza, di non amore verso il figlio, che poi chiaramente fanno nascere questi gruppetti antipatici, perché poi vanno a fare cose che chiaramente danno fastidio e spesso credono di rimanere impuniti, cosa che noi tutti vogliamo assolutamente che non accada. Assolutamente. Antipatici, io direi delinquenti in erba, avvocato, di fatto, perché allora così è evidente, no, che partire con il piede sbagliato crea talmente tante difficoltà che poi si fa fatica a rimettersi in carreggiata, quindi sicuramente ecco, sono ragazzi. Se poi ci sono le droghe di mezzo, ecco, poi esatto, spesso sono ambienti appunto dove si trovano anche molte,
praticano lo spaccio, ecco, quindi di sicuro la prevenzione sarebbe l'intervento più efficace per evitare poi di dover impiegare tante risorse per cercare di recuperare questi ragazzi che, come diceva anche la psicologa, se presi singolarmente non sono quei delinquenti incalliti che sembrano in gruppo, perché qui vige la logica del branco, no? Ecco, quindi di sicuro l'aspetto preventivo è fondamentale e credo comunque che ci sia un problema di disagio giovanile particolarmente forte, che è stato aggravato anche dalla pandemia, ma comunque era presente anche in precedenza, che per esempio a livello di dati nazionali porta a un abbandono scolastico molto elevato, all'assenza anche di gruppi di aggregazione, perché se noi pensiamo al ruolo che hanno avuto le parrocchie per tanti anni, ma anche ai miei tempi in cui ero adolescente, la parrocchia era un riferimento. Purtroppo adesso non è più così, a parte quei gruppi magari di scout. Forse anche o mancano altro. di attrattività. Appunto, quindi quello che secondo me le istituzioni dovrebbero cercare di fare è di andare a capire quale potrebbe essere il centro aggregativo che può, centro sportivo, adesso voglio dire, tra l'altro le nostre città sono anche città dove ci sono anche tanti servizi da questo punto di vista, però ecco, forse magari partendo dalle scuole cercare di come dire, interessare questi ragazzi con attività sane. Ecco, che anche lì le famiglie possono fare tanto, perché magari dalla famiglia può partire l'impegno anche nello sport, no? Fin da sì, bambini. Stavo pensando appunto a questo. Che poi il praticare sport a certi livelli ti dà anche una forma mentis, no? Che ti serve poi nelle altre impegni, attività, ecco, quindi insomma. Certo. Dottoressa, ma secondo l'analisi che state conducendo, è possibile, tra virgolette, salvarli, ma non vogliono neanche essere salvati, però in qualche modo salvare la situazione, perché appunto intacca la società, l'equilibrio della società, la stabilità anche della vita delle altre persone, perché non è che sono così tanto innocenti o che fanno poche cose devianti rispetto al normale, e soprattutto fanno del male in molti casi anche a dei coetanei che restano perturbati, che restano scioccati da questi atti di bullismo subito. No, non lo chiamerei bullismo, sì, è proprio violenza. Violenza, ecco, esatto, violenza subita, sì. Che è grave, violenza grave, ecco, perché poi ci sono, sì, perché ci sono esiti anche a livello della salute che sono danni permanenti. Ne abbiamo visto purtroppo nella cronaca non solo di Verona, ma di tutte le città del Veneto, con anche qualcuno che ci è rimasto e non c'è più. Però la cosa che mi viene da dire, sì, possiamo recuperarli, la giustizia ci mette tutto quello che può, certo. Anche perché sono aumentati questi casi a dismisura molto velocemente, per cui i posti nelle comunità, però non solo guardando il nord-est, vengono mandati i ragazzi in quasi tutta Italia, nelle comunità, in vari centri, per cui c'è una presa in carico di questi, è che stanno aumentando. Stanno aumentando. Poi l'altro problema che mi viene da evidenziare è che oltre a questo c'è sempre più bisogno di personale, invece meno psicologi, meno operatori sociosanitari, meno assistenti sociali, c'è davvero, se vogliamo, da potenziare il sistema. Ma si fanno seguire questi ragazzi? Allora, ci sono quelli che sì e quelli che no, come dappertutto, però quelli che sì, diciamo, è più facile aiutarli, vogliono essere aiutati, hanno la consapevolezza del problema, le loro famiglie si stringono a questi ragazzi e li aiutano a fare un percorso e magari, cosa necessaria, a mio avviso, lo fanno anche le famiglie stesse. Invece ci sono situazioni in cui magari le famiglie non ci sono o non sono neanche raggiungibili, per cui molte volte anche, voglio dire, il giudice o il PM della situazione si trova un po' in difficoltà, perché magari non li mette nella comunità. C'è stato anche dei casi recentemente di minori che sono stati posizionati
per un momento anche in carcere, ma vale comunque l'aspetto non repressivo, a mio avviso. Bisognerebbe aiutare questi ragazzi a raggiungere la consapevolezza delle conseguenze di queste azioni, cosa che attualmente non sembrano avere. Esatto, perché se questa porta dell'empatia non è mai stata aperta, oppure è stata aperta per un brevissimo periodo della loro vita, che poi la crescita dell'adolescenza sappiamo che è delicatissimo, si può riaprire. Oppure... si può riaprire lavorandoci, e bisogna lavorare sia con le vittime e anche con gli aggressori, perché se non lavoriamo con ambedue abbiamo poi la vittima istigatrice da un lato, perché magari può diventare anche quello parte di una gang, perché dice: se io entro a far parte di una gang poi mi sento protetto, nessuno mi toccherà mai più. Oppure magari si potenzia e anche lui o lei e pensano a vendette anche inverosimili, perché abbiamo la fantasia e la trasgressione dell'adolescenza. Per cui vanno accompagnati, ci devono essere delle figure genitoriali che stiano sul pezzo. Ma quello è una grossa difficoltà. Esatto, questo è un problema adesso non è un parlarsi addosso. Abbiamo fatto recentemente un convegno mettendo a confronto varie polizie del Veneto, cosa stanno facendo le varie istituzioni. Cioè, le forze dell'ordine fanno, cioè ognuno fa quello che può, però dall'altra parte non è che c'è il soggetto, sono tanti. E poi c'è comunque tutto l'aspetto preventivo che viene fatto presso le istituzioni scolastiche, che ha un valore immenso. Dall'altra parte abbiamo il valore, ritengo, e il dovere a livello di società di aprire questi centri di aggregazione che una volta erano le parrocchie, anche a livello gratuito, dove e come renderli appetibili ai ragazzi attraverso gli sport, musica, anche musica digitale, cioè rinforzando quelli che sono i loro interessi, non più magari facendoli calare dall'alto, ma ascoltando quello che loro chiedono, ovviamente parlandone e contrattando, però il valore delle cose che chiedono. Se noi gli diamo tutto calato dall'alto, magari sono cose che prima non gli interessano e poi il solito adulto che impone. Invece una responsabilizzazione attraverso magari lavori con degli anziani, con dei disabili, con degli animali anche, o lavorare anche con la pet therapy può essere utile. Dobbiamo riavvicinarli all'altro, lo diceva all'inizio l'avvocato Gini. Non solo per l'aspetto empatico, devono mettersi nei panni dell'altro, anche nei panni di alcuni genitori che sono umilissimi, lavorano dalla mattina alla sera e vengono presi in giro dai loro figli perché magari ci mettono una settimana a guadagnare quello che i loro figli in una rapina guadagnano, oppure con lo spaccio guadagnano in una giornata. Purtroppo anche i media a volte, modelli che non sono ma vengono promossi disvalori piuttosto che i valori. I valori richiedono fatica. Chi dei ragazzi è sempre disponibile a farla? Neanche noi lo eravamo, per cui non mi sento di condannarmi. Ma forse anche questo è un aspetto, qua chiedo appunto il punto di vista proprio umano, lo chiedo tanto a lei quanto al vicepresidente e all'avvocato. Non è stato dato troppo e continua a essere dato troppo a questi ragazzi, non se lo sono mai conquistato, cioè magari i genitori lavorano 30 ore al giorno, ma il figlio non deve neanche muovere un'unghia a casa e non voglio che soffra troppo, che faccia una scuola troppo impegnativa, non voglio questo, se ha chiesto il cellulare gli regalo il cellulare perché io non l'ho mai avuto, però è giusto che lui ce l'abbia, cioè è la generazione dei boomers che si comporta al contrario di quello che ha avuto dai propri genitori, dove ha avuto delle regole eccetera, perché non vuole che subisca quello che invece viceversa l'ha subito, però l'ha fatto crescere in modo corretto. Quindi lo chiedo a lei, prima lo chiedo al vicepresidente che cosa ne pensa, non so se è genitore oppure no, e quindi un errore che continua a reiterarsi in capo proprio a questa generazione di genitori che non riesce proprio a capire che sta sbagliando, perché a volte capita di parlare con genitori, amici, e diciamo guarda che è palesemente una cosa che tuo padre non ti avrebbe mai lasciato fare, perché tu lo fai? Ma povero, non voglio appunto che pensi quello che io pensavo di mio padre. Però guarda cosa è venuto fuori, che ragazzo indisciplinato, non finisce neanche gli studi, è la tua delusione di vita, scapestrato. E non puoi neanche dirlo perché altrimenti si offendono. Provocazione, lei vicepresidente, poi facciamo il giro alla dottoressa e avvocato.
No, no, è la verità, perché lo dicevo anche prima, noi tutti nella nostra generazione, gli insegnanti, le forze dell'ordine erano intoccabili. Io spesso faccio l'esempio che quando si prendeva una nota, si tornava a casa, non solo ci aspettavano dei toni verbali accesi, ma spesso anche qualche schiaffetto. E adesso spesso accade di vedere genitori che vengono a lamentarsi dai dirigenti scolastici, dei propri insegnanti o di qualche insegnante perché a detta di qualcheduno del genitore aveva usato un tono verbale verso il proprio figlio e poi ci si rende conto che quel figlio stesso aveva una grande maleducazione. Quindi infatti c'è questo, l'abbiamo persa di nuovo, mi piace la grande diplomazia. Vanno protetti le forze dell'ordine, vanno protetti sia gli insegnanti che le forze dell'ordine. E soprattutto bisogna farsi un esame di coscienza come genitore, perché ripeto, non si deve essere un genitore amico, ma si deve essere un genitore con la G maiuscola, tornare a essere quegli educatori, quei formatori, insegnare i veri valori della vita, dell'umiltà, del sacrificio, che ogni obiettivo deve essere raggiunto appunto con l'impegno e con la forza d'animo e la volontà, e soprattutto cercare anche, lo vedo nell'ambito scolastico, di capire quelle che sono le competenze e le qualità del ragazzo, per non decidere sempre il genitore quello che deve essere l'indirizzo scolastico, perché poi accade che dopo un anno magari il ragazzo stesso si rende conto che era inadeguato per quanto riguarda quell'indirizzo, ma cercare appunto di far capire oppure cercare di comprendere quelle che sono le proprie emozioni e le proprie attitudini. Certo. Avvocato, cosa ne pensa? Più dal punto di vista umano, vabbè, io sempre... sono convinta che sia responsabilità degli adulti di oggi avere tutta questa problematica nei giovani, perché sono figli nostri questi. Cioè, da qualche parte sono nati. E quindi noi dobbiamo assumerci questa responsabilità. Dopodiché non c'è dubbio che quello che posso anche io cogliere, insomma, diciamo dagli incontri anche lavorativamente parlando che faccio di tanti genitori, è che c'è questa tendenza a proteggere troppo i ragazzi, a pensare che vanno protetti e invece non capire che devono fare esperienza per poter maturare. E quindi sicuramente il ruolo del genitore è un ruolo difficilissimo, parlo anche come genitrice io stessa, perché dobbiamo, come dire, dosare la regola, perché il genitore non è amico dei figli, sono anch'io convinta di questo, io lo dico alle mie figlie, io non sono una tua amica, sono tua madre e ho il dovere di educarti, ok? Però poi questa regola che ci deve essere va dosata anche con la comprensione, con il cercare di dare fiducia a questi figli e quindi questi figli devono sentirsi amati dai genitori, perché questa componente, e questo, voglio dire, di questo parlano gli psicologi, crea delle persone forti. Infatti, che non forse... I ragazzini delle baby gang sono dei deboli purtroppo, esatto. Estremamente deboli, perché sappiamo che chi agisce violenza è un debole in realtà. Ecco, forse questo è un messaggio che potrebbe turbarli però, Cosa dice dottoressa? Infatti ho detto che a loro manca un ruolo, non ce l'hanno all'interno della famiglia e lo cercano fuori. Se in famiglia fossero magari più riconosciuti dai loro genitori, ci fosse in più situazioni non il bene materiale ma il bene personale, il bene affettivo, magari ci sarebbero delle riflessioni diverse all'interno delle famiglie. Non il bene materiale, ha detto una cosa molto importante. Ma l'altro problema è che molti genitori non solo fanno gli amici, ma temono di litigare con i figli. Temono di offenderlo, la sensibilità. Se dico no, poi mio figlio sbatte la porta, va via, come ci rimane, come recupero il dialogo. Cioè è tutto un problema che è oggettivo, vero? Perché non dico mica che è un genitore che si fa i film mentali, però sicuramente non devi aver paura di avere il tuo ruolo genitoriale, se no non dai a tuo figlio il ruolo di figlio. Come invece ci sono degli altri che giudicano e basta. Cioè magari un ragazzo dice non mi piace, ho scoperto che ho iniziato l'anno scolastico, non sto funzionando, ho scoperto che mi piace di più, non so, fare l'estetista piuttosto che studiare materie proprio teoriche, mi piace di più il laboratorio. E ci sono molti ragazzi che magari vengono denigrati e da lì si formano dei pensieri veramente distorti che fanno pensare ai ragazzi non valgo niente perché non guadagnerò mai soldi.
Certo. o non arriverò mai a uno status sociale importante. Bisogna mettere un po' di ordine, perché c'è chi ha sempre fatto il contadino, l'operaio o il dottore e insomma siamo arrivati a essere grandi tutti, i nostri genitori ci hanno fatti studiare, chi voleva studiare poi si è messo a lavorare per studiare, perché ognuno se vuole davvero l'obiettivo lo raggiunge, mentre adesso c'è difficoltà nell'impegno e nella motivazione. E questo nasce un po' a livello sociale, perché è come se volessero tutto subito. No, non è che volessero, lo vogliono proprio, sono abituati da Alcuni sempre. sì, pochi, diciamo che non sono tutti così, vero? No, Ne tutti. salviamo una parte. Certo. Però Ma non è una cattiveria, sono abituati, è quello il fatto stesso che tutto è molto rapido, anche sul web. Esatto. Io penso alla comunicazione, noi telefonavamo, aspettavamo l'ora giusta in cui il telefono poteva essere preso, utilizzato e l'ora giusta per trovare la persona, interagire con quella persona per un tempo che poteva essere concesso dalla famiglia, congruo. Infatti. Tutto una valutazione, solo per una telefonata banale. Questo ti porta i tempi, le valutazioni, questo non ce l'hanno più, loro lo prendono, ce l'hanno quando vogliono, comunicano come meglio ritengono, con tutto quello che ci sta dietro. Questo ti fa capire che non possono avere questo senso di ponderatezza. No. E tra l'altro ci siamo dimenticati, ma lo diciamo, che non considerano neanche la web reputation, perché postano cose indecenti, poi se volessero trovare un lavoro di un certo tipo si incavolano con quelli della nostra età che magari vanno a vedere che profili hanno e si rendono conto di alcuni stili di vita che magari non sono consoni all'azienda. Certo, assolutamente. Noi siamo giunti al termine della trasmissione, il tempo è volato letteralmente, ma sarebbe interessante affrontarne ancora, perché poi anche il discorso del cyberbullismo apre dei versanti molto interessanti, anche sotto il profilo giuridico tra l'altro, e non solo l'educativo. Quindi, prima puntata, è l'ennesima puntata che facciamo insieme, ma comunque questo è un capitolo molto interessante. Una battuta di chiusura, Vicepresidente, che poi la lasciamo, sappiamo che è anche impegnato. Prego. Sì, no, io ringrazio perché anche parlare sempre di questi temi così attuali, così importanti, credo che bisogna solo dire grazie e fare i complimenti perché è un periodo storico appunto difficilissimo, tutti noi dobbiamo far quadrato dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, ai insegnanti, ai genitori per cercare appunto di alleviare questa piaga che sta diventando sempre una piaga importante, appunto che porta poi, abbiamo visto, a situazioni diverse di disagio giovanile che poi portano anche azioni offensive con violenza e noi tutti dobbiamo essere uniti per contrastarle nel migliore dei modi. Assolutamente, grazie Vicepresidente, buon lavoro. Importante appunto è la consapevolezza di questo, anche lei una battuta di chiusura dottoressa perché lei sta studiando questo fenomeno da molto tempo come anche l'avvocato che se ne sta occupando e si occupa anche di diritti si occupa di diritti delle donne, ricordiamolo, magari in un'altra circostanza apriremo anche il discorso di questo spazio importantissimo, sempre di violenza si tratta, che è una cosa rilevantissima. Vuole chiudere con una battuta? Allora, importante sì la consapevolezza, fondamentale l'ascolto e fare rete positiva e parlare di queste cose non è fare allarmismo, è appunto avere coscienza di questo fenomeno e cercare di affrontarlo trovando nuove strategie e lavorando in una rete positiva e sana. Assolutamente, perché poi non si sa mai che poi questi ragazzi non escano mai da questo sistema violento e poi sono quelli che magari si trovano in coppia e perpetuano la violenza anche nell'ambito della coppia e della famiglia. Attenzione. C'è un parallelo che viene da fare, no? Perché evidentemente chi è abituato ad agire violenza difficilmente poi anche in ambito relazionale non agirà violenza, quindi è come dire, un grosso problema sociale che va conosciuto proprio per avere più strumenti da parte di tutti i soggetti che entrano in contatto con questi ragazzi per intervenire in modo efficace. Su tutti i versanti possibili, assolutamente. Io vi ringrazio di essere stato qui con noi, quindi ringraziamo la dottoressa Giuliana Guadagnini, psicoterapeuta e psicologa, l'avvocato Saragini, responsabile ufficio legale Telefono Rosa, Davide Di Michele, vicepresidente della provincia di Verona, della componente della Commissione per la Pubblica Sicurezza Comune di Verona. Grazie a voi, cari telespettatori, grazie di averci seguito, come sempre la puntata la vedete in replica nel nostro sito internet, buona serata e buon proseguimento. Grazie.